Trovato in nottata il bimbo di 5 anni che era stato rapito dal padre a Padova, provata ma serena Alexandra, la mamma che aspetta di riabbracciarlo al più presto. Il padre di David stava cercando di entrare in Romania dall'Ungheria, l'uomo non è in stato di fermo, il piccolo è affidato all'autorità giudiziaria minorile. Consentire alle aziende di usare i test fai da te per i lavoratori non vaccinati dal 15 ottobre, l'appello al governo di Zaia, impossibile altrimenti garantire uno screening ogni 48 ore. Il PNNR, i progetti futuri in Veneto arriveranno 15 miliardi e 100 milioni, l'annuncio del governatore di ieri, intanto la delibera regionale da 371 milioni di investimenti in edilizia ospedaliera. Disastro maltempo nel Padovano, la regione firma lo stato di crisi, il sindaco del comune più colpito, Abano, invita i cittadini a documentare i danni. Su Antenna 3 un weekend dedicato alla memoria del Vajont, domani sera la cerimonia in diretta dalla chiesa di San Cipriano a Roncade in collegamento con Longarone, domenica sera il documentario L'eco del fango. È saltato oggi da Venezia il vaporetto rosa che nel mese di ottobre divulgherà il messaggio dell'importanza della prevenzione nel tumore al seno. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione regionale il ritrovamento in nottata del piccolo David, il bimbo di 5 anni rapito martedì a Padova dal padre. E c'è la soddisfazione, la gioia immensa di mamma Alexandra. Facciamo passare. È riuscita a parlare con suo figlio? Sì. Come sta? Speriamo che bene. Tu come stai? Meglio? Anch'io un po' meglio, sì. Tornerà a casa? Speriamo che ritorni insieme, sì. Sei positiva? Un po'. Sei preoccupata? Vuoi dire qualcosa, Bocca? Tanto. Posso fare qualche cosa? Dove? Dai, lasciatela che è ancora scioccata, dai, lasciatela stare. Nascosta dietro a grandi occhiali neri e col volto coperto dalla mascherina, Alexandra, la mamma del piccolo Davide di 5 anni, esce dalla caserma dei Carabinieri di Padova. È riuscita finalmente a parlare con il suo piccolo, ritrovato con il padre al confine ferroviario tra Ungheria e Romania. Sono tanto felice. Speriamo che ritorno e facciamo un video insieme. Alexandra, togliti un secondo la mascherina, un secondo solo, dai, ti faccio una foto. Abbassi la mascherina un secondo. La maschera. È provata da questi giorni, poca voglia di parlare. Dopo martedì, quando il suo ex compagno le ha sottratto suo figlio, niente è stato più come prima. Vuole tornare a casa velocemente, sperando di poterlo riabbracciare al più presto, ora che lui è in Romania in una struttura protetta. Accompagnata dai familiari, sale in macchina con il cuore ora gonfio di speranza. Grazie per voi, grazie per tutto. Il padre di David stava quindi cercando di entrare in Romania dall'Ungheria. L'uomo, va detto, non è in stato di fermo. Il piccolo è invece affidato all'autorità giudiziaria minorile. Allora, siamo qua per dare qualche aggiornamento sul rapimento del minore, e il quale è stato trovato ieri sera, in serata, dalla polizia rumena in uno snodo ferroviario ai confini con l'Ungheria. La fuga di Bogdan Irstaș con il piccolo David, suo figlio, che martedì scorso aveva strappato dalle braccia della madre in quartiere San Lazzaro a Padova, si è conclusa al confine tra Romania e Ungheria, a Curtici. Al controllo documenti, la polizia frontaliera ha riscontrato che c'era una segnalazione per la scomparsa del bambino. Sono scattati quindi gli accertamenti. Il piccolo David è stato affidato all'autorità giudiziaria, mentre il padre non è stato arrestato ed è libero. Non è stato di fermo, sicuramente non è stato di fermo, quindi quello non lo possiamo dire. La sua posizione è ancora da valutare. L'uomo si era anche fotografato con il figlio poco prima di essere fermato e aveva postato tutto sui social network.
La loro fuga era cominciata martedì scorso, quando il padre, insieme ad altri 3 complici, ancora da identificare, aveva sottratto il bimbo alla madre. Da qui la fuga con un furgone nero, un Mercedes Vito con una targa straniera, che viene catturato da un occhio elettronico. Il mezzo, poi, era stato ritrovato nella periferia di Limena, abbandonato. La scorsa notte l'ultimo eclatante sviluppo che ha portato al ritrovamento del bambino, in attesa che possa riabbracciare sua mamma. Questo quindi il lieto fine sperato. E veniamo ai temi del Covid. Consentire alle aziende di usare i test nasali fai da te per tutti i lavoratori non vaccinati che dal 15 di ottobre dovranno andare al lavoro. L'appello è arrivato questa mattina dal governatore Zaia ed è indirizzato al governo. Per tenere in piedi il sistema bisogna che si trovi il modo di decretare che le imprese possano utilizzare i test fai da te. I test fai da te sono certificati per sensibilità, per attendibilità dal Ministero della Salute italiano e da tutti gli enti a livello internazionale. Si faccia un decreto, si dia la possibilità alle imprese di comprarsi il pacco dei test nasali, se la vedono quei lavoratori hanno un responsabile della sicurezza, faranno un registro, chi è che interessa di far entrare un positivo in azienda se lo becca? Dice sta buono, fate 7 giorni a casa e via, fra l'altro siamo pieni di asintomatici. L'appello al governo è diretto e mano a mano che ci si avvicina al D-Day del Green Pass obbligatorio nelle aziende assume il carattere dell'SOS. Il 15, se non si prende in mano questa situazione, sarà il caos, sarà la riedizione del caos. Prendere in mano la questione con un decreto e più ancora dell'estensione temporale dei tamponi a 72 ore è necessario, secondo Zaia, andare oltre perché i numeri parlano chiaro. La popolazione in età lavorativa non vaccinata dai 20 anni ai 69, in Veneto che non è vaccinata, risulta essere 590.000 persone. Se pensassimo anche che metà non lavorano, ne ho almeno 300.000 che ogni 48 ore devono fare un test per entrare in azienda. È impossibile. La nostra capacità di fare tamponi oggi, e li facciamo perché dobbiamo seguire anche i contagi, è di 50.000 al giorno. Le farmacie sono 1.000, fanno 16.000 test al giorno. Noi ne facciamo 50.000, ma sono già dedicati agli screening delle scuole, di tutti quelli che si infettano e quindi abbiamo bisogno di ripercorrere il tracciamento dei contagi. Quindi capite che è come pensare di svuotare il mare con un secchio. Impossibile. Dunque l'unica soluzione concreta, secondo il governatore, è quella dell'autosomministrazione. Se un diabetico si fa la glicemia, chiede la presenza del primario, chiede la presenza di un medico, c'è un test, lo fai e vedi com'è la tua glicemia. Sarà possibile che sul mercato ci sono i test nasali, è come mettersi il cotton fioc sulle narici, test nasale, non il rinofaringeo, quello che facevamo all'inizio, o il molecolare. Nasale, addirittura adesso si fa anche il molecolare nasale. Soluzione che permetterebbe di evitare il caos e fare un passo in avanti. Avremo uno screening molto più a tappeto e accompagniamo il processo, avendo una garanzia, lo ripeto, che l'impresa che trova un positivo non andrà mai a dire che non ce l'ha, perché rischia poi di far partire un cluster. Evitare dunque il caos, questa è la priorità anche di imprenditori e sindacati. C'è poi il problema della privacy sulla quale interviene l'ex capo della Procura di Treviso Fogliadelli. Imprenditori, associazioni di categoria, sindacati, su versanti diversi è trasversale il timore che l'obbligo del Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro possa scatenare un caos. Secondo la CGIL regionale, che si è sempre dichiarata a favore dell'obbligo vaccinale, è compito delle imprese e delle istituzioni, a partire dalla regione, trovare una soluzione che eviti la doppia beffa, con migliaia di persone che non sarebbero in grado di lavorare e migliaia di imprese in difficoltà a garantire la continuità produttiva. Premesso che la via maestra è quella del vaccino, anche secondo la CISL, dovere e responsabilità del servizio pubblico, consentire in presenza di regole certe efficienza dei servizi che eroga, incluso quello dei tamponi a chi ne farà richiesta. Così il segretario di Treviso Belluno, Massimiliano Paglini. E sulla questione interviene oggi anche la CNA del Veneto. Grazie alla campagna vaccinale, commenta il presidente De Coll, l'economia del territorio è ripartita, si prospettano problemi organizzativi nei controlli del Green Pass, soprattutto per i lavoratori fuori sede. È necessario, continua, proseguire
proseguire con l'opera di rassicurazione sui vaccini e aumentare le convenzioni con i punti tampone. Altro problema sottolineato dagli imprenditori è quello della privacy, che non consentendo al datore di lavoro di conoscere la data di scadenza del Green Pass del proprio collaboratore, costringe al controllo quotidiano di tutti i dipendenti. Sulla questione interviene l'ex capo della Procura di Treviso. Se il datore di lavoro ha l'obbligo di tutelare la salute dei propri collaboratori, evidentemente, e questo è un obbligo che egli ha, deve attuare i dovuti controlli. Ora, questi dovuti controlli possono avvenire alla porta e all'entrata, ma sono costosi, come lei sta osservando e come lamentano molti datori di lavoro. Quindi quale potrebbe essere una soluzione? Senza violare il diritto di nessuno. Chiedere semplicemente a coloro che acconsentano a dirlo: quando scade il tuo certificato, il tuo Green Pass? Se me lo dici spontaneamente troviamo entrambi un vantaggio. Per quelli che dicono, che ritengono di tutelare non so bene che cosa e che non vogliono sottoporsi, o meglio dichiarare la scadenza della propria certificazione, cosa si attuerà? Si attuerà quel doveroso controllo all'ingresso che evidentemente è imposto dalla stessa normativa. Ieri sera il nuovo Consiglio dei Ministri, da lunedì scatta una nuova fase per le riaperture. Queste le reazioni nel Vicentino. Si riapre. Il governo modifica al rialzo la capienza di teatri, cinema, discoteche e stadi. Da lunedì torna la capienza al 100% per cinema e teatri, mentre gli stadi per il momento si fermano al 75%. Le discoteche, dopo un primo annuncio di riapertura al chiuso con una capienza del 35%, da tutti considerata antieconomica, sale al 50%. Un passo in avanti importante che fa ben sperare per i gestori dopo mesi di chiusura. Il 50% almeno permette di riaprire i battenti e tornare a pensare a quello che possa essere un divertimento sicuro e poter tornare a far ballare la nostra clientela, cosa che 18 mesi, soprattutto nei locali al chiuso, che non fa. Riapertura in sicurezza e Green Pass a portata di app. Tanti locali avevano già iniziato a fare questo controllo all'ingresso del locale, anche semplicemente per sensibilizzare la clientela e far capire che se i locali avessero riaperto, il ballo fosse ritornato in locali, sarebbe stato solo ed esclusivamente col Green Pass. Una discoteca come Villa Bonin Longari a Vicenza, capienza all'aperto 5.000 persone, al chiuso scende a 2.500, con il 50% si ferma a 1.500, ma già i gestori stanno lavorando per tornare alla normalità. Stiamo già lavorando, si spera già nell'arco di un mese di poter arrivare al 75% e prima della fine dell'anno al 100%. Sappiamo che la strada non è facile, che tutto dipenderà dai contagi. Dopo il tunnel dunque la luce, ma i 18 mesi passati sono stati un vero inferno. Dal punto di vista lavorativo nessuno di noi aveva mai vissuto un'esperienza di questo tipo. Si viaggiava da sentimenti contrastanti, dalla rabbia alla rassegnazione, alla voglia di mandare tutto quanto all'aria, anche perché comunque un conto è pensare di chiudere e avere una chiusura certa per tot mesi, per tot settimane. Il problema è che per noi non c'è mai stata una certezza di una riapertura. Oggi si riparte magari a ranghi ridotti, molto personale dai camerieri alle cassiere hanno cambiato lavoro, ma si può tornare a sperare. Lo avete visto e sentito prima, oggi il governatore del Veneto Luca Zaia era a Curtarolo nel Padovano per avviare i lavori del nuovo ponte, del ponte rinnovato sul Brenta. Qui Zaia ha parlato delle opportunità che il PNRR rappresenta per il territorio veneto, dove arriveranno, testuali parole, 15 miliardi e 100 milioni. Ieri intanto la delibera da 371 milioni di investimenti in edilizia ospedaliera che riguarderà anche Padova e Cittadella. Per Veneto arrivano 15 miliardi e 100 milioni di euro. 15 miliardi e 100 milioni di euro. Prova ne sia che già ieri, insomma, le cose stanno un po' cambiando. Già ieri abbiamo fatto una delibera, o meglio abbiamo concluso un percorso per la sanità per 371 milioni di euro di investimenti nell'edilizia ospedaliera.
e questo significa che Padova è interessata, Cittadella fra l'altro facciamo tutto il nuovo blocco. Ad annunciare le opportunità legate al PNRR è il presidente della regione Luca Zaia nel giorno in cui si avviano i lavori per la sistemazione del ponte sul Brenta a Curtarolo, danneggiato dalla tempesta Vaia, per cui la regione ha stanziato quasi 3 milioni di euro. A settembre del prossimo anno bisogna venire qui a inaugurarlo, salvo imprevisti di forza maggiore, sono 4 milioni di investimento, è una bella opera e soprattutto un intervento che deve essere fatto nel rispetto del territorio, dei cittadini e delle tante imprese che hanno spesso sollecitato. Ma gli interventi sul fronte della viabilità riguardano anche la messa in sicurezza. Stiamo per concludere, fine anno sarà conclusa la Pedemontana Veneta, mancano ancora 30 km dei 94 km e mezzo, fine anno conclusa, e anche questo territorio comunque ne gioverà, se non direttamente indirettamente. È ovvio che poi ci sarà traffico di attraversamento, ci saranno altri temi che riguarderanno questo territorio. Si va avanti con un progetto a 8 milioni solo di progettazione per la messa in sicurezza della 47. Zaia, che tra l'altro nelle scorse ore ha firmato lo stato di crisi per i danni del maltempo nel Padovano, in particolare nel distretto termale, e un appello preciso ai cittadini arriva dal sindaco di Abano. Firmata dal presidente Zaia la dichiarazione dello stato di crisi a causa delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno flagellato il 6 ottobre alcuni comuni della provincia di Padova, come Abano, che si riaffaccia alla normalità dopo aver vissuto un'ondata di inferno con negozi e hotel allagati per il nubifragio di portata eccezionale. Intanto la conta dei danni a 2 giorni da quella che poteva tradursi in una catastrofe e l'invito a chi ne ha subiti a documentarli per ottenere risarcimenti. È molto importante, è una prova di tutto, insomma, rilievi fotografici, documenti fiscali. Noi poi abbiamo un registro degli interventi che abbiamo fatto nelle varie abitazioni, nelle case, nelle attività economiche. Alcuni si sono arrangiati anche da soli, però io credo che sia utile conservare tutto. Fenomeno che ha messo in ginocchio un territorio già fragile, per cui si rendono necessarie, sottolinea il primo cittadino, opere di difesa idrogeologica. Questo tipo di fenomeno con questa intensità è la prima volta che si verifica, quindi era difficilmente prevedibile. Sicuramente noi abbiamo un territorio, poi in tutta la nostra Italia e anche in Veneto, molto fragile, che necessita di opere importanti, strutturali, che non possono essere messe in capo ai comuni, naturalmente, richiedono una valutazione da parte della Regione, dei fondi del governo, del PNR. Così ad Abano, ma la cronaca ci porta a Venezia, dove sono stati arrestati 2 veneziani trentenni per la rapina avvenuta a marzo, poco distante dal teatro La Fenice. Sono stati portati in carcere i 2 responsabili della rapina commessa lo scorso marzo a danno di 3 turisti nelle vicinanze del teatro La Fenice. Le vittime, ventenni, uno spagnolo e 2 italiane, stavano trascorrendo una breve vacanza a Venezia e quella sera verso le 22:30 passeggiavano quando sono stati assaliti. Un vero e proprio agguato. La polizia, osservando le immagini delle telecamere, infatti ha ricostruito i movimenti dei rapinatori, notando che poco prima avevano superato il trio appostandosi dietro un angolo e appena i 3 hanno svoltato, lo spagnolo è stato colpito da un pugno. Poi si sono ritrovati i coltelli puntati per farsi consegnare la borsetta da una delle 2 ragazze, con soldi, carte di credito ed effetti personali all'interno, e sono fuggiti separandosi e facendo perdere le loro tracce. La polizia ha immediatamente avviato le indagini e grazie all'aiuto delle immagini sono risaliti ai 2, già noti alle forze dell'ordine e riconosciuti anche dalle vittime. Si tratta di veneziani trentenni con precedenti per reati simili. Per noi adesso c'è la pubblicità, fra poco. Un weekend dedicato alla memoria del Vajont, qui su Antenna 3. Si comincia domani sera con la cerimonia in diretta dalla chiesa di San Cipriano a Roncade, in collegamento con Longarone, una serata evento cui seguirà domenica il documentario del nostro vice direttore Ferdinando Avarino, L'eco del fango.
La cronaca di ieri, la storia di oggi, in mezzo a 58 anni di silenzi e racconti a metà, rabbia, dolore e smarrimento, la memoria del Vajont rivive su Antenna 3 in una serata evento trasmessa sabato in diretta dall'antica chiesa di San Cipriano a Roncade a partire dalle 20:30. Per non dimenticare, questo è il titolo dell'iniziativa promossa dai comuni di Roncade, Longarone e San Biagio di Callalta, un appuntamento unico anche per un altro motivo. Questo è un evento che Roncade ha orgogliosa anche di ospitare e che per la prima volta viene fatta questa commemorazione 58 anni dopo questa immane tragedia, viene fatta fuori dai luoghi soliti della commemorazione. La serata evento nasce quasi per scommessa durante una partita tra gli ex giocatori di calcio delle squadre di Roncade e San Biagio che nel 1963, anno della tragedia, militavano nello stesso girone del Longarone, una vera e propria partita della memoria in onore dei compagni che persero la vita nel disastro. Da qui l'appuntamento in collegamento proprio con Longarone. Ci saranno sì delle testimonianze di alcuni giocatori che avevano partecipato, ci sarà anche l'arbitro che a quel tempo arbitrava quella partita, ma ci saranno anche proprio testimonianze di parenti, ecco, certo. Quindi sarà una serata un po' sicuramente emozionante, che prenderà sicuramente il cuore di tanti. Ma l'intero fine settimana sarà dedicato al ricordo del Vajont. Domenica in prima serata alle 21:15 sempre su Antenna 3 sarà trasmesso il documentario L'eco del fango, il reportage firmato dal vice direttore di Media Nord-Est Ferdinando Avarino e Fabio Verin, con le voci di chi quella sera del 9 ottobre del 63 ha perso tutto, ma non la forza del ricordo, la rabbia e un dolore mai sopito. Quindi domani sera appuntamento da non perdere qui su Antenna 3 a partire dalle 20:30 ed è intitolata proprio alle vittime del Vajont la nuova sala riunioni della Questura di Belluno. La cerimonia si è svolta questa mattina alla presenza delle massime autorità provinciali. Sulle pareti della stanza sono state collocate le fotografie storiche della tragedia del 9 ottobre 1963 con gli interventi di soccorso effettuati dalle forze dell'ordine, ma anche documenti ufficiali dell'epoca del disastro e la pergamena di conferimento nel 2013 della cittadinanza onoraria del comune di Longarone alla Polizia di Stato, un modo per conservare la memoria e un dovere per testimoniare l'impegno dei soccorritori che si misero a disposizione della comunità nel momento del bisogno. E ritorniamo a Venezia, perché oggi da Venezia è salpato il vaporetto rosa nel mese della prevenzione contro i tumori al seno. Vediamo. Parte il vaporetto della prevenzione con il suo lungo viaggio che farà in tutto il territorio comunale. Siamo molto felici che Ali Laguna quest'anno, come nel 2019, ci rimetta a disposizione questo vaporetto per portare il messaggio dell'importanza della prevenzione. Il vaporetto rosa, che quest'anno è elettrico, è salpato da Piazzale Roma per il suo viaggio inaugurale attraverso il Canal Grande, destinazione Ca' Farsetti per il taglio del nastro. Iniziativa sostenuta da Ulstre, Comune e dall'associazione Lilt, che si colloca tra le attività di sensibilizzazione previste per l'Ottobre Rosa, il mese della prevenzione del tumore al seno. Noi è 100 anni che portiamo avanti questo grande messaggio di salute e di benessere. È sempre di più necessario, perché sempre di più le malattie diventano un flagello, diventano difficili da curare e molto costose anche da curare, per cui bisogna prevenire. E la prevenzione è stata fondamentale per il capitano della squadra di Dragonbot, composta da un gruppo di donne operate di tumore al seno. Per me questa è stata la mia grande forza, di avere il gruppo intorno, perché dopo 15 anni tornare ad avere un altro tumore, lo stesso seno, subire un altro intervento, essere sotto chemio di nuovo, è stata dura. E io dopo i 10 anni che ti considerano guarita, ho sempre continuato comunque tutti gli anni a controllarmi, non ho mai saltato un anno, e dall'anno scorso a quest'anno c'è di nuovo il tumore,
però era piccolo, proprio perché grazie al controllo continuo che io continuo a fare. Il vaporetto percorrerà le acque della laguna per divulgare il messaggio di prevenzione tumorale. A bordo alcuni volontari risponderanno alle domande dei cittadini. Per quanto riguarda la mammografia, delle 114.000 donne, quindi circa 57.000 devono essere chiamate ogni anno perché lo screening è biennale. Lo scorso anno non siamo andati oltre al 35.000. In questo momento siamo già per il 2021 superiori a 37.000, quindi abbiamo ancora 3 mesi e abbiamo anche un altissimo dato di adesione. Non scordare mai, per tutta la vita bisogna sempre continuare a controllarsi, perché di tumore ci si può ammalare sempre, ma si può guarire. Dal Veneto è tutto, grazie per l'attenzione, ci sono le previsioni del tempo, buona serata. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito. Bentrovati al meteo. La perturbazione va verso il sud Italia. Sul nostro territorio aumenta invece la pressione atmosferica, regalandoci così un weekend di bel tempo. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica evidenzia una situazione buona e infatti sarà un sabato 9 ottobre caratterizzato dalla presenza del sole. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, senza piogge. Temperature in contenuto calo, minime tra 3 e 11 gradi, valori massimi compresi invece tra i 16 e i 18 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tempo asciutto e stabile, lo vediamo, ci sarà un ampio soleggiamento e non sono attese precipitazioni. Temperature minime tra 7 e 10 gradi, massime sui 16-18 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove ci attende una giornata soleggiata e anche piuttosto mite, con cielo sereno o velato. Temperature minime intorno agli 8 gradi, massime sui 18-19 gradi. Dal meteo di Antena 3 è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito.